diciannovenne morto, un suo coetaneo grave all'ospedale di Trieste, l'altro amico ricoverato a Conegliano ma non in pericolo di vita. Scene drammatiche, quelle di questa notte nella zona industriale di Godiga di Sant'Urbano. Poco prima delle 11:30, lungo via Cordignano, l'auto su cui viaggiavano i tre ragazzi, una Mercedes classe A, è uscita di strada finendo in un fossato. Violento l'impatto con il terreno, come testimoniano le immagini della vettura. Il conducente, Tommy Saccon, 19 anni, compiuti a febbraio, è morto sul colpo. Originario di Vittorio Veneto, già studente all'Ipsia di Sacile, abitava a San Fior con i genitori e la sorella. Sono venuto fuori una volta perché erano tutti lampeggianti e tramite il vetro del portoncino si vedeva. Aveva 7-8 mesi che non succedeva, prima 3-4 all'anno era sempre. Il passeggero, anche lui di San Fiore, è stato estratto dall'abitacolo in condizioni molto serie, trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, è stato preso in carico dall'equipaggio dell'elicottero di Eli Friuli, uno dei pochi mezzi abilitati al volo notturno, e trasferito all'ospedale di Trieste dove è stato operato. Il terzo ragazzo, seduto sul sedile posteriore, un diciannovenne di origini marocchine in condizioni di media gravità, è stato preso in carico dall'ospedale di Conegliano. Sul posto SUEM, Vigili del Fuoco, Carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La comunità di San Fiore è colpita nuovamente a poco più di un anno di distanza dalla morte del 18enne Massimo Pizzol. Purtroppo ha colpito duramente, come un anno fa, la comunità di San Fior, sempre giovani neopatentati. Una difficoltà che il paese sente fortemente e un lutto grave. Ha colpito famiglie conosciute e famiglie per bene. L'amministrazione si stringe alla famiglia della vittima ed è vicina ai feriti. Non è escluso che all'origine del sinistro ci possano essere velocità o una distrazione. Siamo stati tutti giovani, io lo sono tuttora e pensiamo che nulla ci fermi, però è importante far tesoro di questi grandi dolori, questi gravi avvenimenti per poter reagire. Dobbiamo parlare con loro, avvicinarli e spiegargli che la vita è una sola.